Polvere di stelle, cieli di caffè, nubi rosso, sangue, acqua e cenere. Tu cresci troppo in fretta, pugni e favole, ma la giostra gira anche senza di te. E non lo sai che il tuo distinguerti ormai altro non è che uno stupido cliché. A me non me ne frega niente di rendermi più interessante, scrivendo versi astrusi all'occorrente. A me non me ne frega niente di essere bella e provocante, sì, leccando scarpe e ipocrisia, poi una lavata e via. A me non me ne frega niente di non sembrare intelligente se non ascolto né Baustel né Radio Maria. A me non me ne frega niente se Gesù Cristo è latitante, sì, beccato dalla polizia. Non li vedi, stanno in piedi anche senza di te, baby. Ma quanti bla bla bla, bla bla bla. Per me è abbastanza, ma tu sparli ancora. Tra i tanti vizi miei questo non c'era. Se vuoi sprecare il fiato fallo allora. Parla addosso, parlati da sola. Tu che non ti vedi, guardi sempre gli altri e non guardi mai te. Ma chi ti credi di essere? A me non me ne frega niente di tutta questa bella gente che maschera col vintage l'indecente. A me non me ne frega niente se resto una fra le tante, sì, infatti ho poca compagnia. Non mi vedi, sto già in piedi anche senza di te, baby. Cosa credi? Sto già in piedi anche senza di te, baby. No, a me non me ne frega niente, a me non me ne frega niente, a me non me ne frega niente di te, di te, di te, di te e dei tuoi stupidi cliché, di te e dei tuoi stupidi cliché. Grazie. Ciao, siamo le Calypso Chaos, Tamara Scacciati, Martina Bertini, Laura Vallone ed Annalisa Baldi. Siamo di Roma e suoniamo insieme da poco più di un anno e mezzo, quasi 2, e abbiamo deciso di partecipare a Musicultura perché conosciamo, insomma, il prestigio di questo festival e sappiamo che è anche uno dei pochi festival che si distingue da quelli che ci sono in giro, insomma, generalmente, perché ha dei criteri che sono molto al di fuori di quello che oggi è la tendenza del mainstream, ovvero in realtà pongono ancora molto forte l'attenzione su tutto ciò che è il panorama del cantatoriale, eccetera, e quindi danno la possibilità a circostanze come le nostre di esprimersi e di mettersi in gioco.